Avete mai visto la statua di un doge nelle piazze del nostro Veneto? Figlio del suo ceto, ma senza eredi, simbolo della città e dello Stato, ma privo di poteri. Non dispone né di una corte né di una reggia separata dalle magistrature che affollano Palazzo Ducale. Gli vengono tributati onori e regali, ma di fatto il doge è proprietà della Repubblica. Quando il cancelliere Grano, sentite qua, ne annuncia la scomparsa, in Senato gli si risponde senza alzarsi né scoprirsi il capo: con molto dispiacere avevo inteso la morte del serenissimo principe di tanta pietà e bontà, perciò ne faremo un altro. Sembra la dichiarazione di qualche esponente leghista dei tempi moderni. Di conseguenza al doge è vietato anche apporre il proprio ritratto sulle monete, benché qualcuno ci abbia comunque provato. Pertanto le immagini dei dogi ci sono note saltuariamente attraverso medaglie o dipinti, e solo piuttosto tardi, a partire da Francesco Foscari nel 1450 all'incirca. Ecco perché a Venezia la medagliistica non raggiunse mai la qualità artistica né la continuità della serie papale o di altre case regnanti in Italia o straniere. Neppure le oselle, una peculiarità tutta veneziana, riportano le fattezze del principe. Come è noto, le oselle erano medaglie che ogni anno, l'avete inteso, a partire dal dogato di Antonio Grimani 1521-23, i dogi offrivano ai membri del Maggior Consiglio nel mese di dicembre, il giorno 4 in particolare, in ricordo dell'antico done di anatre selvatiche, i masorini, come si chiamano, che si cacciavano nella laguna. Poiché col passare degli anni la disponibilità si ridusse e gli animali vennero sostituiti con una medaglia chiamata appunto osella, riproducente la simbologia del principe. La prima osella di buona fattura è opera dell'incisore Vittorio Camelio e segna il passaggio dalla medagliistica quattrocentesca con la fusione a quella cinquecentesca col conio. Venne realizzata proprio per Andrea Gritti, il promotore della Renovatio Urbis, dopo la crisi che mise in pericolo la sopravvivenza stessa della Repubblica a seguito dei guasti causati dalla Lega anti-veneziana stipulata a Cambrai. E il doge Gritti è tuttora raffigurato nel grande bassorilievo della facciata di Palazzo Ducale, che guarda verso la sua creatura, l'antica zecca, oggi Biblioteca Marciana. Fu l'ultimo doge che in gioventù avesse esercitato la mercatura. Si arricchì a Costantinopoli, dove lasciò, era una pratica abituale a quel tempo, 2 figli naturali, era un bell'uomo, gli piacevano le donne e lui piaceva alle donne. Uno di questi, Alvise, fece carriera nell'ambito della corte di Solimano il Magnifico, tant'è vero che ancora oggi il quartiere residenziale di Costantinopoli si chiama il Velo Blu, cioè il figlio del principe, ossia il figlio del doge Gritti. Pervenne al dogato, grazie, l'avete sentito, alla sua abilità politica, alle doti di provveditore delle truppe venete nel corso della guerra seguita alla disfatta di Agnadello 1509, di cui quest'anno ricorre il 500° anniversario, come ci ricordano, o almeno dovrebbero ricordarci, numerosi convegni che si sono realizzati o sono in fase di realizzazione. Io di oselle, nel senso di uccelli o altri selvatici di vario genere, di vario sapore, ne ricevo in dono ogni tanto dagli amici cacciatori, tra i quali c'è anche Gianni Zonin, doge che qualunque doge avrebbe tenuto al suo fianco così da godere della gioia di poter mangiare o di donare spesso, assai spesso, ad amici e ospiti anatre selvatiche e altri benvenuti. Mi scuso infine con voi tutti per avere, in tempi in cui è di moda inaugurare le scuole utilizzando il veneto, di aver scelto l'uso della lingua italiana, addirittura con la sfrontatezza di un po' di congiuntivi e una consecutio temporum che spero corretta.